Un bel giorno viene Galati, che giocava nel Matera, dicendo: portami un certo Di Benedetto che deve ritornare da Siena per insegnare ad Altamura. Quindi Matera piange la perdita del suo allenatore più vincente e con più presenze della storia calcistica materana. Franco Di Benedetto, classe 1941 Altamurano, è l'allenatore che guidò la squadra in Serie B nel campionato 1978-79. Il suo impegno con il club biancoazzurro abbraccia 3 decenni. Di Benedetto cominciò ad allenare molto presto, senza avere alle spalle una carriera da giocatore professionista. La sua gavetta si svolse nel Football Club Matera, a cominciare dal settore giovanile, dove allevò le generazioni di atleti che andranno negli anni successivi a costituire l'ossatura materana della squadra del presidente Salerno. Proseguì in qualità di preparatore atletico e allenatore in seconda, al fianco di Veneranda e Zurlini, esperienze intervallate dalla parentesi a Bernalda. Nel 77 venne promosso all'incarico di allenatore della prima squadra biancazzurra e immediatamente si tolse una grande soddisfazione. In virtù del 9° posto in campionato, il Matera fu ammesso al nascente campionato di C1. La conferma per il campionato seguente fu scontata, invece del tutto inaspettata fu la promozione in Serie B. Il risultato finale e il gioco espresso sul campo valsero al professore il premio Seminatore d'Oro come miglior allenatore della Serie C. In Serie B la squadra pagò gli infortuni e alcune scelte arbitrali dubbie. La prima lunga esperienza di Di Benedetto sulla panchina biancazzurra giunse così al suo epilogo al termine del campionato di Serie B. Ritornò in via Sicilia per il campionato interregionale 87-88, compiendo un altro mezzo miracolo sportivo. Si confermò anche nella sua ultima parentesi materana, ottenendo nel campionato 1992-93 un 3° posto che valse il ripescaggio in C1.